Tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. A Vicenza la media è di 40 giorni contro i 47 in Veneto e i 58 rapportati all'intero territorio nazionale. Questo è quanto emerge dall'analisi eseguita dall'Ufficio Studi di Confartigianato dei dati del Ministero Economia e Finanza relativi ai pagamenti effettuati nel 2016 da 6.547 pubbliche amministrazioni. Nel dettaglio, a Vicenza il report si riferisce a 125 enti locali che hanno pagato fatture per un ammontare di 1.015 milioni di euro. Tenuto conto che le amministrazioni pubbliche sono tenute a pagare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ad eccezione degli enti sanitari che di giorni ne hanno 60 a disposizione, nella nostra provincia, come detto, il tempo medio di pagamento è stato di 40 giorni. Entrando nello specifico, gli enti sanitari pagano in media in 45 giorni. Seguono i comuni con 30 giorni, gli altri enti della pubblica amministrazione, che rappresentano il 4% dei pagamenti, si assestano su una media di 26. Mettendo a confronto Vicenza con le altre realtà venete, la provincia berica conquista i primi posti. A precederla è solo Treviso con 37 giorni, più elevati i tempi medi di pagamento a Padova, 53 giorni, a Rovigo e Venezia, 50 giorni. I dati della nostra analisi, ha osservato il presidente di Confartigianato Agostino Bonomo, testimoniano che è stato fatto un bel passo avanti e ha aggiunto: siamo per questo orgogliosi di avere lottato a lungo per stimolare la politica locale nel comprendere l'entità del problema. I nostri amministratori sono stati recettivi capendo che noi imprenditori quei denari li reinvestiamo nelle nostre aziende, contribuendo così al benessere delle nostre comunità.